Eccoci in diretta, ben arrivati cari telespettatori, ve l'avevo preannunciato, il tema è veramente caldissimo, più che mai per le persone anziane e per tutti i pensionati. Stiamo parlando del prossimo piano sociosanitario in Veneto, ovviamente nella regione del Veneto. So che ci seguite da altre regioni d'Italia, la situazione naturalmente è diversa, però sono strategici i cambiamenti ai quali si addiverrà. Porteranno naturalmente delle modifiche anche nella struttura attuale, ma porteranno anche delle modifiche importanti. Tanto stanno arrivando gli emendamenti ancora in queste ore da parte dei diversi esponenti in Consiglio regionale, appunto tutte le modifiche per i cittadini, quindi per il cosiddetto consumatore finale, per il cliente del servizio, per l'utenza. Ma che posizione ha assunto il sindacato che tutela i pensionati? E quest'oggi abbiamo qui con noi lo CGIL rappresentato da Pierangelo Spano. Ben arrivato, ben ritornato qui con noi. Buongiorno a lei, segretario appunto del sindacato pensionati della CGIL. Voi avete assunto un occhio critico, attento, soprattutto forti e consapevoli che la situazione attuale economica dei pensionati non è delle più rosee. Inascoltati, e ben lo sappiamo, a livello nazionale, abbiamo visto anche quest'oggi gli articoli che sono usciti da parte del sindacato, della CGIL in generale, che è abbastanza esterefatta e preoccupata dai provvedimenti del governo, ma lo sono tutti, e poi naturalmente anche per quel che riguarda le manifestazioni che state organizzando a livello però unitario con gli altri sindacati. Andiamo nello specifico di questo piano. Siamo alla vigilia di quello che potrebbe essere il momento decisivo, visto che appunto il piano sociosanitario della Regione Veneto è quello strumento di programmazione che detta le linee guida per erogare quella sanità che dà corpo al diritto alla salute, un diritto che, ricordiamocelo sempre, è sancito dalla Costituzione italiana, l'articolo 32, che dice appunto il diritto alla salute è un diritto individuale e un interesse della collettività. Sono parole che noi troppe volte diamo quasi per scontate e che invece sono un punto importante di valore che spiega il perché con le risorse della fiscalità generale si debba produrre questa forma di servizi che poi noi identifichiamo negli ospedali, ma sono molto più di ospedali e muri, che ci consentono, nell'emergere di un bisogno, di trovare delle risposte. È quello che dà corpo al diritto alla salute. Ed ecco che allora per fare in modo che queste importanti risorse vengano gestite al meglio, va organizzato un sistema di interventi e il documento che chiamiamo piano sociosanitario si fa carico proprio di delineare i bisogni da qui per il futuro e le forme con cui dare risposte a questi bisogni. Ora, una qualche forma di preoccupazione ci deriva dal fatto che un anno fa, di questi tempi, erano i primi giorni di luglio del 2011, che è stato dato alla luce dalla Giunta il primo testo del nuovo piano sociosanitario e sembrava che il grosso dello sforzo fosse ormai alle spalle e che si potesse arrivare in tempi veloci a una sua applicazione peraltro urgente anche per il fenomeno dei tagli ai finanziamenti pubblici della sanità, che chiede proprio di gestire al meglio e di centellinare ogni risorsa. Ecco, purtroppo il dibattito poi che è seguito a quel testo ha portato via un anno di tempo nel quale è chiaro che i cittadini veneti hanno avuto ancora l'accesso ai servizi e hanno avuto le risposte che il nostro sistema è stato in grado di costruire in questi anni. Però ecco, questo anno di tempo ha fatto capire che le questioni che si vanno a toccare sono molte e delicate. Ed è importante che quell'impostazione che il testo comunque ha sempre avuto, un anno fa come oggi, di garantire una risposta ospedaliera, ma soprattutto una risposta sul territorio, ecco, trovino poi il corredo e il conforto dei finanziamenti. Assolutamente, questa è la cosa principale, perché la paura dei cittadini già toccata in questi momenti è di avere meno risorse economiche a disposizione in virtù di tutto un sistema di cui ormai siamo benissimo a conoscenza e di doversi pagare un ticket per ogni cosa. Comunque a questo punto diventa quasi una sanità semi-privata in un sistema dove però comunque tu versi allo Stato e hai delle belle trattenute sia sulla pensione che poi magari anche sulla busta paga, e allora le cose non tornano perché i nuovi ospedali hanno meno posti letto, è prevista una degenza più breve, salvo poi però non capire i servizi domiciliati a casa come verranno strutturati quando le risorse quelle sono, anzi addirittura meno. È proprio qui che il piano
giocherà la sua partita più ambiziosa ma anche più difficile da realizzare, perché se da un lato appunto la risposta ospedaliera in alcuni casi può risultare anche eccessiva per intensità di cura e per costo, bisogna che ci sia quella continuità assistenziale che fa arrivare le risposte giuste al giusto livello di intensità anche fuori dall'ospedale. Allora quella scommessa che si fa nella programmazione regionale quando si dice passeremo da 4 posti letto per 1000 abitanti a 3 posti letto per 1000 abitanti, che tradotto in numeri grossi vuol dire 5.000 posti letto di oggi che non ci saranno più. Con una popolazione che sta invecchiando. Esatto, e non certo che aumenta comunque il suo bisogno, anche se una popolazione che invecchia può trovare risposte a domicilio. Il problema è costruire quelle risposte, quindi è la simultaneità che fa tutta la differenza del mondo, perché tra il chiudere e l'aprire, se non c'è contestualità, se per ogni ospedale non si parlerà di riconversione ma di chiusura, capite bene, i cittadini e gli ascoltatori immagino riescano a comprendere il rischio che si crea in capo a chi poi al manifestarsi di un bisogno si rivolge a un ospedale che non c'è più e poi non trova vicino a casa sua o al suo domicilio stesso una risposta. È lì che scatta quel fai da te disperato in molti casi, che mobilita risorse perché non è gratuito. L'idea che la domiciliarità sia solo risorse della famiglia non è nella natura delle cose. La domiciliarità ma poi oggi... c'è un ragionamento che secondo me forse sfugge e che è terrificante, che possa sfuggire anche a livello regionale, perché finché sfugge ai ministri, già lo sappiamo, sono in un altro etere e vivono in un altro mondo, però chi ci governa o comunque fa parte del Consiglio regionale conosce le dinamiche locali. Quando abbiamo tantissimi giovani che stanno prendendo le vie dell'estero per poter avere una possibilità di crescita futura professionale, non si può pensare a un'assistenza familiare, perché è sempre parlato della famiglia che deve supportare. Come fa la famiglia a supportare se appunto i pochi giovani che ci sono poi giustamente devono trovare un'occupazione e andare all'estero? Ne li si può incentivare, come è sembrato a un certo punto parlando con la regione, a dare un qualche cosa economicamente per fare un lavoro anche di carattere di assistenza domestica, cioè contro le logiche. Infatti, quando tocchiamo questo argomento ci vuole quella sobrietà e quella consapevolezza del groviglio di competenze, bisogni, situazioni di bisogno e di disagio che si vanno a toccare. Quindi è chiaro che è una questione monetaria, perché certamente ci servono delle risorse e quelle che oggi sono stanziate per questo scopo sono inadeguate rispetto al bisogno di oggi e in prospettiva sono inadeguate rispetto a un bisogno che crescerà. E questo peraltro è dichiarato bene anche nella premessa allo stesso piano sociosanitario. Una popolazione che invecchia presenta un bisogno e presenterà forme di consumo sanitario maggiori e diverse rispetto ad oggi. Il punto che va affrontato con serietà e con le giuste risorse è proprio come costruire queste forme, diciamo, di risposta fuori dall'ospedale. E quindi c'è una parte che il piano tratta da un punto di vista teorico, e quello che a noi preoccupa è come quella impostazione teorica verrà tradotta con numeri, sapendo che appunto le regioni, e tra queste anche la nostra regione, è impegnata in una difficile trattativa col Ministero della Salute per quello che dovrà essere il patto per la salute dei prossimi 3 anni, e sapendo che lì si scaricheranno tagli per 17 miliardi di euro su una dotazione del fondo di 108, quindi ben più del 10%, già decisi con le manovre di un anno fa, ancora del governo Berlusconi, quindi è uno scenario già disegnato che impone un ripensamento e una razionalizzazione, ed è chiaro che in questi processi la preoccupazione aumenta, perché quando le risorse calano il rischio che poi rimangano attaccate dove sono già spese e non finiscano a finanziare forme innovative c'è tutto. Quindi tutto quel tema delle risposte H24, della medicina sul territorio, del coinvolgimento delle professioni, i pediatri di libera professione come i medici di base, sono questioni su cui si è molto dibattuto in questi anni e su cui si può anche dire le idee sono sufficientemente chiare. Il punto è come facciamo camminare queste idee in un modo che sia omogeneo sul territorio, perché in Veneto io non vorrei passare per pessimista, so bene che esistono esperienze, ci sono sperimentazioni che si sono consolidate, anche appunto la stessa gestione in rete dei medici di medicina generale con le UTAP, le unità territoriali di assistenza primaria,
hanno dimostrato quanto possa essere una risposta migliorativa per il cittadino gestire tutta una parte di screening, analisi, fatta appunto senza andare all'ospedale. Il problema è che noi dobbiamo creare questa condizione con un'accessibilità uniforme per tutti i veneti, dal comune di Arsiè al comune di Porto Tolle. Ci vado a pensare, è facile dirlo in un comune, mettiamo concentrato tipo Bassano, Cittadella, eccetera, poi Cittadella c'è addirittura l'ospedale, per cui è facile. È difficile pensare a una realtà ben più articolata oppure residenzialità periferiche. Parliamo della zona, non so, di Belluno. La provincia di Belluno ha delle dinamiche molto particolari, con una fetta di anziani molto molto alta, tra l'altro, perché i giovani vanno via il più possibile. È qui che mi permetto di fare un'osservazione, non dico polemica, ma insomma rispetto a quello che in questo anno di tempo che è passato dalla prima presentazione del testo del piano ad oggi, noi abbiamo visto crescere un dibattito sulle dimensioni e un crescere di comitati a difesa dei paventati rischi di chiusura di ospedali, di riduzione del numero delle ULSS. Allora a Belluno ci sono i comitati, nel Polesine ci sono i comitati, a Isola della Scala c'è il comitato, a Venezia Centro Storico c'è un comitato, ma alla fine questo fa capire che c'è preoccupazione e andrebbe spiegata. Infatti adesso magari la spieghiamo. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Io chiamo da Padova e ho quasi 80 anni. Io chiamo da Padova. La sentiamo, lei abbassi il volume e ci parli pure. Ecco, allora guardi, sì, è proprio abbassato al minimo. Adesso mi sento bene? Sì, parli signora. Allora guardi, io ho 80 anni, tutta la vita. Signora, se lei ascolta la televisione continuerà a ripetere le cose, lei parli senza ascoltare la televisione. Ho capito, sì, va bene. Adesso aspettiamo che... Allora ho spento addirittura. Guardi, io ho cominciato a 15 anni, ho dovuto mettere giù i soldi per la pensione, ma le mie marchette, una volta si parlava di marchette, erano basse e adesso mi danno pochissimo, con 32 anni. Dopo abbiamo fatto il primo ospedale, che era quello vecchio, allora è ingrandito, poi il Sant'Antonio, poi non bastava il campo sportivo, poi bisognava spendere tutti i nostri risparmi per fare il macello che adesso è adibito ai nostri cari zingari che arrivano. Volevo dire una cosa. Mia figlia è con la Croce Verde. Quando va al pronto soccorso, il 70-80% sono extracomunitari. Io vorrei sapere adesso se per noi padovani basta questo ospedale e possiamo accedere noi, e questi signori che vengono da fuori, che guadagnano in bianco, in nero, in tutte le tinte, e se fa ori l'ospedale, no? A mettere a carico di questi poveri cretini ancora una spesa enorme di un ospedale che non è proprio. L'ultimo giorno Galan ha dato il permesso, ha dato la delibera di farlo. Scusi tanto, certo, ho 80 anni, spero di crepare presto, ma no, per il mio nipote, per i miei nipoti, per i miei figli, che cosa dà? Certo, chiarissimo signora, grazie del suo intervento. Vediamo un po' di... c'ha ragione. La signora tocca un nervo scoperto, perché nel momento in cui la crisi economica morde e, come ci ricorda il Censis, ben 9 milioni di italiani rinunciano alle cure per problemi economici, tutto esaspera questa sensazione che mette a rischio quello che ci siamo costruiti, perché appunto l'esperienza, la vita della signora in fondo ci racconta come quello che noi siamo abituati ad avere sotto mano non sia una cosa che in natura esiste a prescindere, ma è il frutto di lotte e di una conquista sociale che ha portato, attraverso il principio della progressività, della tassazione, ad avere l'accesso universale che dà corpo a quel diritto di cui appunto la nostra Costituzione scrive. Il diritto alla salute è un diritto universale e proprio per questo diventa difficile e diventa veramente una deriva da evitare, quella del chi
deve stare dentro a quel diritto e chi deve stare fuori a quel diritto. Vanno create certamente delle forme di compartecipazione che creino anche un accesso corretto, quindi dal nostro punto di vista una certa idea della regolamentazione dell'accesso e dell'appropriatezza delle cure è un percorso obbligato quando le risorse sono scarse e bisogna fare in modo che vadano proprio a rispondere ai bisogni veri, però ecco, da qui al tradurlo come un elemento di chi è qui ha diritto e chi non è qui non ha diritto, ecco, questo va anche contro alle convenzioni internazionali, perché appunto la cura del malato è un elemento di civiltà del quale io vorrei non privarmi anche nel momento in cui le risorse sono poche, quindi è a maggior ragione un compito di chi deve programmare l'uso di quelle risorse, trovare le giuste forme perché appunto al cittadino venga corrisposto in funzione di quello che ha contribuito a creare, ma che nessuno rimanga escluso, perché appunto diventa altrimenti un gioco al massacro. Sì, andiamo in pubblicità un attimo, poi torniamo ancora insieme. Se volete chiamare, approfittatene. Benissimo, eccoci qua. Appena ci dà segnale dalla regia, so che abbiamo una telefonata in attesa. Prima di prendere la telefonata proprio vediamo di entrare nel merito specifico della non autosufficienza. Mi collego un po' anche al discorso della signora che dice io il prima possibile me ne vado, no signora, 80 anni, può viverne altri, cioè altri 20, perché con le aspettative di vita tranquillamente, ed è la cosa che, di cui forse il nostro sistema non si rende conto, questo intendo dire, cioè un ottantenne può avere ambire o comunque arrivare tranquillamente ai 100 anni, 99-100 anni con questo tipo di vita, purché sia assistito da un sistema che funziona, altrimenti giustamente è meglio che... Questo che tocchiamo è un tema rilevantissimo. L'integrazione sociosanitaria trova la sua spiegazione proprio per rispondere a quelle situazioni che la non autosufficienza, diciamo, raccoglie in sé, perché appunto quanto si è non autosufficienti. Ci sono livelli via via più complicati da gestire e più gravi da trattare, ma in fondo una popolazione che ha conquistato l'invecchiamento, che ha conquistato anni alla vita, il rovescio della medaglia è trovare delle forme di accompagnamento a questo invecchiare che sappiano sostenere appunto quella che è una naturale perdita di autonomia. Poi in alcuni casi c'è l'evento traumatico, la caduta, piuttosto che un quadro clinico che peggiora, ma normalmente sempre di più i nostri concittadini si trovano appunto a vivere in una condizione che può essere sostenuta a patto che le risposte escano da quel luogo che noi tutti riconosciamo nel territorio che è l'ospedale e si avvicinino al domicilio, passando magari per delle forme intermedie, i centri diurni, forme di aggregazione anche appunto per qualche ora del giorno. Il punto però è trovare le risorse per alimentare questo sistema. E questo è un punto fondamentale. Fermiamoci qua, le risorse. Abbiamo la telefonata, abbiamo trovato la telefonata. Pronto? Pronto? Allora, chi è in linea può parlare, basta abbassare completamente il volume. Buongiorno, sono Roberto Di Padova. Buongiorno. Dica. Buongiorno, sentite una cosa, voglio dire, Villa Rita, Villa degli Orrori di Milano, Don Verzé, che col presidente della Lombardia lì, con Ricò, c'era anche Pozzetto. Qualche anno fa ho visto qui a Padova che c'era Pozzetto negli appalti anche qui nell'ospedale. I manager degli ospedali 300-400 mila euro e primari ci dicono che li mettono la politica, però poi questi sono lì in un ambulatorio nostro, presidio medico nostro, che fanno intramenia, cioè senza rischio di impresa, senza nessuna innovazione tecnologica, persone che magari possono guadagnare 20, 30, 40 mila euro su un mese, perché pubblico e privato, c'è una commissione che non si capisce come, poi però a Tor Vergata i numeri chiusi precludono l'accesso perché rendono professioni con molta dialettica, molte spiegazioni, però poi chiudono gli ospedali perché mancano i soldi, però nella sanità è una spesa incontrollabile nella quale gli addetti ai lavori, cioè parlo gli apicali, sono delle persone che per loro la parola crisi non esiste, sono persone che hanno
patrimoni immobiliari, che hanno ricchezze, e però per la signora Noemi che va al pronto soccorso c'è l'infermiera sottopagata, sotto organico, che si spacca la schiena, che va in pensione a 65 anni. Poi non è che io dico queste cose e dico ho scoperto l'acqua calda, sono delle solite lamentele in quantità industriale alle quali sostanzialmente le persone davanti non te lo dicono, però dietro fanno spallucce, certo. Dicono noi siamo dalla parte dei potenti, siamo dalla parte di chi ha il potere in mano, la grana, e perciò la sanità solo come pace sociale, non come vera giustizia sociale, come diritto costituzionale alla salute, si tira a campare, anche perché l'anziano più campa, più prende la pensione, più costa. Certo. Cioè, parlare, mi sembra che Andreotti diceva che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. La realtà è quella della affaristi che vanno negli ospedali. Poi ci sono anche le brave persone, ma io sono convinto che le brave persone, e ce ne sono parecchie, sono la maggior parte, assolutamente, quelle non fanno carriera. Buona giornata, grazie. Grazie signor Roberto, grazie. Vediamo di... Sì. Il nostro ascoltatore è sicuramente informato e ci porta uno stimolo di riflessione anche dal mio punto di vista, perché in fondo la scommessa della riforma sanitaria, se la prima riforma, quella del 78, ha scommesso sull'universalità, superando il sistema delle vecchie mutue in cui ciascuno aveva un accesso ai servizi proporzionato alla qualità con cui il suo datore di lavoro versava coperture assicurative, ecco, con quella riforma, in un momento storico complicatissimo, il Paese si è dato una legge di civiltà e ha creato le condizioni perché, certo, con tutti gli scandali del caso, ma insomma ci sia comunque per i cittadini una forma di servizio pubblico a difesa del diritto alla salute. Nel 92 la seconda riforma andava ad affrontare il tema appunto di una gestione delle ingenti risorse che dare questo servizio portava con sé, e la scommessa della aziendalizzazione da un lato e subito dopo, negli anni a seguire, della regionalizzazione, erano due scommesse che in quel tempo, il dibattito che ha accompagnato quella riforma, indicava come foriere di un maggior controllo da parte dei cittadini, di una migliore gestione da parte di chi aveva il compito di quelle risorse, quindi i manager pagati per fare un lavoro di alta complessità, le regioni più vicine a loro, con il potere di nominarli, di revocarli, più quindi in condizione di condizionarne un operato in senso di efficienza. La stessa scelta dell'Intra Moenia, che appunto sempre alimenta cronache e casi più o meno edificanti, però era pensata per non disperdere quelle competenze che il servizio pubblico in un qualche modo alimentava nella fase formativa e che poi si vedeva sfuggire per un'attività tutta privatistica. Ora, io non voglio fare il difensore d'ufficio perché appunto sono noti anche a me i casi che venivano citati, certo con alcune concentrazioni regionali che forse potrebbero aiutarci a trovare delle spiegazioni, ma io penso che dopo 20 anni sarebbe maturo il tempo, a fianco soprattutto a un dibattito sul taglio delle risorse, per fare una riflessione se questo è il modello giusto, se questo modello è in linea con le esigenze che i cittadini manifestano e che manifestano correttamente alla luce del fatto che versano le risorse e si aspettano di trovare le risposte nel momento del bisogno. Quindi su questo, ecco, mi permetto solo una considerazione personale: più che fare di ogni erba un fascio, dobbiamo avere la pazienza di affrontare nel merito, anche appunto mettendo in discussione le soluzioni, perché quello che poteva sembrare buono 20 anni fa, dopo 20 anni di sperimentazione ci sarà pure il diritto di valutare se è stato in linea con le aspettative oppure no. Ecco, una cosa, rispondendo anche a una domanda molto precisa tra i vari messaggi che sono arrivati, chiede: ma quali sarebbero le novità di questo piano sociosanitario? Perché effettivamente noi, avendolo visto eccetera, lei lo stesso familiarizzato. Esatto, si è dato per scontato certe cose. Giustamente i telespettatori chiedono: ma quali sono queste principali novità? Ci avete ragione. Proviamo a fare una sintesi, sapendo che e dopo poi vediamo anche le risorse. Qualcosa rimarrà fuori, ma fondamentalmente la scommessa è dire: la salute dei veneti sarà costruita con meno ospedale e più territorio.
da cui derivano una serie di parametri tecnici che trasformano questo principio in realtà. E quindi quando si dice l'offerta di posti letto per acuti, cioè per un malato che ha bisogno di ricevere una cura appena andare incontro a problemi seri, quando passiamo da un valore regionale medio di 4 posti per 1000 abitanti a un valore sempre medio di 3 posti per 1000 abitanti, stiamo parlando appunto di 5.000 posti letto in meno. Questa è una cosa, allora questo è il primo aspetto, quindi meno posti letto. Adesso vedremo la domiciliarietà, come viene strutturata. Telefonata, pronto? Sì, gentile signora, buongiorno a lei e il suo ospite, sono Italo della provincia di Padova. Era Prego. molto interessante questo argomento perché appunto più notizie si hanno e poi le domande possono essere anche più specifiche, perché mancandomi gli elementi di novità, per forza di cose la mia domanda sarà generica ed è questa. Praticamente con questa spending review il primo ministro ha incaricato un suo, diciamo, amico personale, l'ex amministratore delegato di Parmalat, di tagliare soprattutto per quanto riguarda la sanità. Allora mi pare che intanto questo non sia corretto, perché la sanità è qualcosa di primaria importanza, anche se certamente ci possono essere dei risparmi che possono essere attuati in modi anche molto espliciti e chiari ed immediati. Però mi pare che la spending review si dovrebbe verificare in ben altre cose, che poi coincidono anche con una maggiore entrata. Per esempio si risparmia sull'IMU perché non si fa pagare l'IMU a tutti i cittadini italiani. Sappiamo benissimo che ci sono milioni di fabbricati non censiti e che un sacco di entità o di enti non pagano l'IMU, e questa è un'ingiustizia palese. Dopodiché, per reperire risorse, visto che anche negli ospedali eccetera e nelle strutture sanitarie ci sono baroni che guadagnano fior di soldi, che poi guarda caso sono sempre i soldi dei cittadini, quindi indirettamente sono anche dei nostri dipendenti, io vorrei dire che bisognerebbe tagliare drasticamente tutti gli stipendi del pubblico impiego. Io non sto a ripetere le cifre, però è assurdo che in questi anni di gravissima difficoltà ci siano ancora manager politici e quant'altro, e non faccio l'elenco dei milioni di dipendenti pubblici che dovrebbero accontentarsi di una cifra. Io ipotizzo 4.000 euro, però mi sembrerebbe doveroso che tutti quanti si riferissero a un principio di reale risparmio, perché siamo in difficoltà tutti e quindi anche i potenti dovrebbero mettersi in testa che devono risparmiare o guadagnare poco. La ringrazio. Grazie molte. Rispondiamo al telespettatore e poi abbiamo la pubblicità. E c'ha ragione. Qui sono tutti telespettatori molto preparati, perché appunto il tema della spending review incombe sul nostro ragionamento e anche sulle scelte che la nostra regione andrà a fare col piano sociosanitario, perché di fatto va a mettere in discussione quello che è il finanziamento generale che il nostro Paese dà al comparto sanitario. E perché si è arrivati a questo cortocircuito? Perché appunto la spending review sembra che debba solo andare a mettere mano alla spesa sanitaria? Fondamentalmente per due motivi. Il primo è che nella fase di crisi è andata in difficoltà quel meccanismo della progressività della tassazione, e che, complice anche una discreta quota di evasione, porta in capo sempre ai soliti, e quindi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, l'onere di contribuire al bilancio dello Stato. Adesso, giusto proprio per inciso, su 60 milioni di italiani, 40 milioni presentano una dichiarazione dei redditi, di questi 20 milioni sono lavoratori dipendenti, 15 milioni sono pensionati. Capiamo bene che c'è qualcosa che non quadra con questi numeri rispetto a quello che è il meccanismo di equità con cui chi produce ricchezza contribuisce ai servizi di questo Paese. È chiaro che aver denunciato l'insostenibile pesantezza della pressione fiscale ha innescato anche nel governo una riflessione che, nella logica dell'equilibrio, dice: se non posso aumentare le entrate,
devo intervenire sulle spese per garantire un equilibrio e purtroppo il nostro Paese, come la BCE ci ricorda da tempo, è in una condizione di squilibrio, cioè ha più spese che entrate ed è per questo che si indebita ed è per questo che il debito pubblico continua a crescere nonostante tutti gli sforzi. Allora ecco, non poter intervenire sulla versante delle entrate, e il punto di vista della CGIL è noto in materia, noi crediamo che vada fatta seriamente una lotta all'evasione e che vada messa in campo un'imposizione patrimoniale per colpire chi in questi anni, anche evadendo, si è arricchito e ha costruito forme appunto di ricchezza al riparo dalla tassazione. È chiaro che però se uno non accetta di andare sulla strada delle maggiori entrate deve preoccuparsi di far calare le spese e lì purtroppo l'aritmetica è arida ma fa capire molto, perché nell'equilibrio di quello che spende il bilancio dello Stato la parte più grossa la fanno le pensioni e sappiamo bene che tipo di intervento è stato fatto, subito dopo c'è la sanità. E quindi questo E noi però contestiamo il fatto che si debba intervenire su quella spesa, perché anche con un confronto internazionale non risulta assolutamente che l'Italia spenda più del necessario e più di altri paesi, anzi al contrario. Allora torniamo dopo su questo discorso e anche completiamo le altre novità che ci sono rapidamente. Pubblicità. Allora, rieccoci insieme, vediamo un po' gli ultimi aspetti, ci sarebbe tantissimo da dire, vi prometto di dedicare un'altra trasmissione per parlare del piano sociosanitario, perché veramente non riusciamo a esaurire gli argomenti e anche proprio a specificarlo bene in modo che possiate fare tutte le domande che ritenete opportune. Allora abbiamo detto meno posti negli ospedali, quindi più presidi a casa, nella domiciliarità, strutturati come? Sì, il piano sociosanitario detta una linea, non entra nel merito perché appunto la programmazione poi troverà gli atti che la interpreteranno, però certamente si mettono nel piano alcune soluzioni come l'ospedale di comunità che dovrebbero andare incontro a questa esigenza, quindi c'è nella struttura del piano la definizione di quello che è l'ambito di riferimento per i cosiddetti ospedali di riferimento, quelli che vanno con un bacino di 1 milione di abitanti o comunque messi in capo ai capoluoghi di provincia. Attorno a questi grossi poli che avranno tutte le specializzazioni possibili e tutti i presidi possibili e immaginabili, ruoterà una rete di ospedali appunto definiti di rete con un bacino di 200.000 abitanti. Ed è chiaro che qui dovrà essere data la prima risposta alla situazione di gravità per poi essere stabilizzati e portati, nel caso di bisogno di cure specialistiche, verso questi poli. Tutto questo trova, ampio consenso anche nella letteratura, è un modello che di fatto viene dato come la giusta ricetta per la sanità del futuro. Come dicevo prima, a noi preoccupa che a fianco a questo ci sia meno definito e meno chiaro la componente sul territorio, quella specie di cerniera che dovrebbe aiutarmi a non andare al manifestarsi di un qualsiasi bisogno dritto come un siluro in pronto soccorso, con il rischio poi di dover pagare un ticket perché sono un codice bianco o un codice verde, ma trovare appunto dal mio medico di base o in una struttura vicina a me quelle risposte che mi consentono di monitorare piccole forme di cronicità, il diabete, la pressione alta e qualche diagnostica di primo livello. Su questo il distretto diventa l'interlocutore. La nostra sanità già oggi è distribuita con delle aziende, quelle che noi chiamiamo ULS, con i direttori generali, i direttori di servizi sociali e sanitari, ma poi al loro interno in distretti. Ora il piano sociosanitario stabilisce che la dimensione per i distretti, che oggi è definita in base alla vecchia legge regionale su 60.000 abitanti, venga elevata a 100.000 abitanti. Allora anche qui, al netto dei numeri, quello che passa è l'idea che si possa fare questa riforma che il piano propone con meno distretti. Infatti, e questo a noi preoccupa perché poi ci sono i casi concreti, ad esempio il Veneto orientale, la parte a nord della provincia di Venezia, che fa 240.000 abitanti distribuiti in 20 comuni, in cui San Donà e Portogruaro sono i due poli, ma poi il resto sono anche piccole entità. Ecco, si trova oggi ad avere su quella base dei 60.000 3 distretti, uno a Portogruaro, uno a San Donà e uno a Jesolo. Adesso si è già avviato, nonostante il piano non sia ancora approvato, l'iter per trasformarli da 3 in 2, facendo saltare il terzo distretto che è quello di Jesolo.
perché il comune di Jesolo è un comune, diciamo, medio-piccolo, come residenti, ma che diventa un polo molto grosso durante la stagione estiva, quando appunto transitano da lì presenze per 1 milione e passa di turisti. Allora il bisogno di salute di quel milione di turisti, dove trova la risposta? Allora sono queste le cose che un po' preoccupano. Un altro esempio che si fa spesso perché è abbastanza eclatante, l'ULSS 5 a Vicenza, quella che gli esperti definiscono l'ULSS banana, perché ha proprio la forma di una banana, copre un territorio molto vasto e molto eterogeneo, perché va dalla montagna di Recoaro fino alla pianura di Arzignano. Ed è chiaro che lì far venir meno il numero dei distretti porta a qualche problema, perché significa togliere voce ai bisogni specifici di quella parte dell'ULSS che sta sulla montagna, e quindi popolazione vecchia, con una bassa densità abitativa, con dei bisogni di andare quasi a campanelli, rispetto ai bisogni della parte più meridionale di quell'ULSS, quella che sta nella pianura, nella Conceria, Arzignano, forte immigrazione, tanti bambini, cioè, capito? Diventa difficile poi organizzare una forma di risposta che vada veramente incontro ai bisogni. Allora arriviamo a una sintesi finale. Una riforma della sanità non serve mettere nero su bianco che si tagliano servizi, basta creare delle condizioni di fatto. Allora noi siamo convinti della buona volontà con cui è stato scritto questo piano, peraltro la CGIL ha partecipato al lungo percorso che ne ha di fatto determinato la prima stesura. E in questo partecipare noi abbiamo fatto un'apertura di credito alla Giunta Zaia, all'assessore Coletto, a chi si è fatto carico di dare uno strumento di programmazione che, ricordiamolo, nella nostra regione manca da 16 anni. Ora però poi non possiamo estendere questa apertura di credito come una cambiale in bianco su quella che sarà l'interpretazione. Quindi siamo consapevoli che il momento è difficile, che le risorse sono poche, ma proprio per questo chiederemo una maggiore concertazione, proprio per andare a sviscerare caso per caso queste decisioni. Allora, il piano prevede che ci saranno delle schede tecniche sulla dotazione ospedaliera e di servizi territoriali. Quindi quell'interpretazione che prima dicevo del principio generale nel concreto dovrà passare attraverso questi, chiamiamole appendici, atti successivi al piano. Ecco, il fatto che la Giunta si stia orientando per farle da sola non è un buon viatico rispetto a una condivisione delle scelte difficili che bisognerà fare, magari anche per le risorse scarse che ci sono. Speriamo in un ravvedimento, però al momento c'è da essere un po' preoccupati. Perfetto, noi siamo giunti al termine. State facendo qualche azione di pressing o di... Il sindacato pensionati della CGIL assieme a quello della CISL e della UIL si stanno organizzando per manifestare il loro, diciamo, disagio, la preoccupazione, proprio perché poi i nostri iscritti, come i telespettatori di oggi, te lo dicono a chiare lettere dov'è il problema e dov'è la loro preoccupazione. Abbiamo cercato un dialogo con la Giunta e anche con i consiglieri del Consiglio regionale, con delle lettere unitarie, dove appunto senza critica ma con la preoccupazione di come si stanno sviluppando i fatti chiedevamo degli incontri che non ci sono stati concessi. Questo trova appunto una sponda anche a livello nazionale, tant'è che il 20 di giugno a Milano ci sarà una delle 3 iniziative nazionali, in questo caso una a Milano, una a Roma e una a Bari, per chiedere al governo degli atti che siano appunto a valenza nazionale sul ripristino del fondo per la non autosufficienza e sul finanziamento di forme appunto di risposta ai bisogni della età anziana. In Veneto il 29 di giugno avremo qui un attivo unitario, quindi gli organi dirigenti dei sindacati pensionati di CGIL e CISL e UIL, che appunto a valle di un percorso di assemblee che sono in corso in queste settimane in tutta la regione, cercheranno di tematizzare e di mettere a fuoco una piattaforma di richieste, perché a questo punto non essendo stati ascoltati proveremo a scrivere e a mettere nero su bianco quelle che dal nostro punto di vista devono diventare le priorità di un'azione che appunto in un contesto di vincoli ma deve pur trovare delle risposte. Grazie mille Pierangelo Spano di averci illustrato, naturalmente avremo ancora occasione di parlarne, anzi dovremo naturalmente parlarne per capire bene, soprattutto poi quando andrà ad approvazione, perché adesso sono giornate particolarmente calde in Consiglio. Grazie ancora, grazie a voi di aver partecipato, di averci seguito, come sempre io vi aspetto domani con USL 15 Alta Padovana, quindi parleremo di sanità. E per conoscere l'argomento dovete essere naturalmente partecipi. Grazie ancora.